Buongiorno. Aspetta, mi ha visto i buoni. Sì, grazie mamma. Lo sentiero stare nella tua stanza, ma qui c'è. Donna Ciccia, poi dici che non dorme mai. Maria, quando ci vedi con casa trova? Mandamela subito però, Donna Ciccia, poi ci Donna Ciccia, dentro, brava, troupe cinematografica. Ci mancava solo lei. Perfettamente. Comunque, papà, io tu mantieni non ho organizzato tutta la cosa perché io non sono cosa, Allora, non mangi, basta che facciamo confusione. Confusione, capisci? Facendo confusione, mio frate se ne va. Dopo giorno, non posso stare una settimana, dopo giorno se ne va, e ne va su tutte le cose, capisci? Sì, ma io ti sogno cosa di fare un dottore, papà. Tu da mettere in testa che diventare un Roberto di prima, sistemato, educato, divertente, capisci? E che ci vuole neanche un figlio. Come prima di diventare, ti deve, tu parlerai un conto per quanto chiaro, capisci? Non devi sperare, Sei come un nenno, papà. No, mamma non è. Ma chiama la tua nonna, non ci vuole, non No, papà. Mamma mia. Buongiorno. No, Non avevo Mamma, scusami, stiamo arrivando, scusami. Spaghiana come chi sta andando? nonna. Caspita. Ah. Mi. Sta settando. Buona la villa nonna, buona. A pensare che allo seminario c'è un barinetto di questo, cittadino. Un bicchieretto di Cara, Come ti dici? un barinetto, un bicchieretto di. Io, bicchieretta mia, Oh, che ci dici questo? L'unica parola che senti, dici qualche cosa, Roberto? Ma tu dici qualche cosa? Vicino, mi fa un Mi fa uno po' stile, come sul battito, voglio vedere macchine, Roberto. Dici, Bicchieretta! Becca, ti dico becca! Io sempre in benda, io sono sempre! Sempre nel cuore delle sale! Per favore, mamma, che ha fatto la portica. Una costanza di vecchia d'aria fina. Io mai non sta qui. Allora la dici però. Avanti. Via. Forza. Ma che strano! L'ho fatto sia agito. Lo sa, non mi dici così. Papà, per favore, sì, tu lo sai, io non so proprio come fare il medico. Ora mangi. Aspetta che devo domandare. Me la mangia! Meluna! Melazza! Sempre. Allora, Ha cominciato. vieni qua. Ha cominciato. Facciamo una riunione. Sì. Visto? Una riunione. Una riunione. Facciamo una parola di cristiani. Allora, a Donna Angelina la busacchinara e a sua figlia Paolina. A Paolina non la voglio qua. Paolina cosa la prima e esce l'ultima. No, io a Paolina non la voglio. Zitta com'è? Allora, alla Apposorca la bocca aperta come figlia Sì. che è a Corricultania. E poi e la signora Anna Camilla, là com'è? Sì. Anna e Camilla, le capite. Ma che cosa mi interessa, papà, per favore? State calmo, andiamo. Ora rispondremo, chiamando. Ora si concetta! Ora appena arriva la si concetta. Sì, ci vuole. Ora se com'è? Tu registri con me. E dopo questa cosa basta. Ora si concetta! Ora io sono zitto! Buongiorno. Allora. Ciao! Roberto! Ciao! Questa notte. Lo vede perché. Ciao! Perché mi chiamaste? Ascoltami. Orazio, vieni qua per favore. Allora. Pigliate 4 biscotti, non lo so. Fa un vassoio così perché non bene cristiano, dai. Perché non me ne cristiani? A che ti spiega perché non bene cristiano nei giorni? Io te pago lo stesso, non ti dico. Agitazione? Ma che agitazione? La mia figlia diventa un'agitazione. Statevi tranquilli. Aspettiamo che è arrivato, ma Cristiano lo sapresti? Speriamo che non viene Paolina. Ecco Paolina! No!
Mancate proprio uno scenario, ma devo fare una commedia, capisci? No, Accomodatevi! Io sono bravo. Rifaccio La salutaste da persona? Si fa una scappata. Ah, vedi, verità! Che succede? L'altro giorno abbiamo avuto discusso della campagna, la casetta, ci pensi? Sì, vedo che mi ci fanno ricordare quando ci penso. Cuore, non si può. Non lo devo aggiornare io. La voletta è una cosa. Dici, Tuo padre un regalino? sì, parla. Ce lo dico. Ma che ci potete? Ce lo dico. Ma che ci dici? Ecco, tanto ma posso andare, ok? Passo che... Ti la pazzo io la casetta che... Ascolta mia, però se vostra casetta a campagna appare che ti dico io. Tutto quello che dici tu, cioè, certo. Ora non lo spiego, Un momento, ci siamo pure messi in campagna. la cognata! Ma come, un attentato? Ciao, e tu? Ciao! Faccio salutare. Lo solo per la moglie. Un giorno prima tornavo, perché ti sei buttato l'esame. Accomodatevi, accomodatevi. Concetto con questo vassoio. E aspettiamo perché hanno cristiano. Ora, se vedi se ti apri, magari sto trovando la porta. Perché la signora non è che tu che fai. Buongiorno, accomodatevi. Ah, aspetta lei. Accomodatevi. Perché vedo che mi sento per 18 metri. Allora, signori, vorrei avere la vostra attenzione. Orazio. Vorrei avere la vostra attenzione. Come sapete tutti, domani arriva la mia frate Calogero con Canada. E tutti sapete che avete una fortuna immensa. Case, alberghi, ristorante. Non c'è manca niente, non c'è manca niente. E sapete pure che l'unico erede di tutta questa fortuna è il mio figlio Roberto. E siccome si dice bambino, non mai che tu faceva fare qui dello cognato, che adesso fa casa felice dottore. Esatto. Ma con la mia Comunque, mio figlio che sia un cuore grande come chi lui sopra stronde, che pensa prima agli altri e poi a se stesso, vuole distribuire tutto ai poverini, vero Gioia? Sì. Però, se voi collaborate, avrete la vostra ricompensa, capisco? Dio mi dà Perché non va bene? Non ho detto io no! Ma io l'ho detto, non ci l'ho dato, spiegaci! non entrava conmigo il signore! Cosa inutile! Ma poi, ma come c'è qui? Il gatto sorge la mamma. Angelina! Ma scusa, menino, ma certe volte me lo scordo che Roberto si dice Marrino al posto di un dottore. Ma con la mia Sì, vedete, va bene se dice. ti senti sempre un barrino. Hai già pensato la pesetta. Senti qua, Gioia, prima di te c'è mia figlia. Avete 5 anni che aspetta sto giunto. Sempre che sei. Mamma mia. Eccola qua. Accidenti del cognato, ma come ti permetti? Oh, cagiolino, sei fortunato. Ti permetti, dico la verità, dico la verità. Ma tu mi fai come la salute? Sì, non se ne può perché. Dove la fatto? Ma sei una signorina. Ma che sei? Ma tu questione dove la lascia? Parizia? Angelina! Basta! Accomodate.
tutti insieme una dopo di mia. Roberto e Dutture. Roberto e Dutture. Come Roberto? Come? Dici. Perché me l'ha detto tu? Ma così dice io, no, dice io, capisci? Io lo vedo parli. Ma non capisci come vuol dire? Orazio, io mi da padrino lui, non è caso nuovo. Però, ama fare finta che Dutture, finta, Non mi piace per su, capisci, vede no. Ah, Dutture. Stop, dillo, Dutture. 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 Dillo, Orazio, perché ti arriva a mangiare a fare. Dutture. Dutture. Dottore! Oh! Perciò. Ora, spartiamo una parte parte. Allora, Paolina, vieni qua. Vieni qua, guarda se stiamo io. Tu sai che fare? Fa la moglie di Roberto! Paolina no! Vabbè, Angelina, lo scusare, Anino, pure tu! la fa pacchiaggio! La faccio io. Non mi sembra. Vino, aspetta. La fa bene quotidiana, carina e brava. Ah, la Fattania, non lo so. Signor Nino. Guarda. Che c'è ora? Giusto, La Fattania. Non mi dicevi qualche giorno. E chi la va a fare Tania avanti? Lo sapevi? Ma Perché se la fa con Gina. E Roberto, come vedo io, si fa partire. Acqua testa su bambino. che ci fissa vero, eh? Io non ci parliamo, ma c'è per spiegare. Io non lo voglio, Orazio! Orazio! Quello se non mangi lo facciamo di finta. Alla tua fidanzatina. Non la deve impregnare nessuno. E allora? È finta! Finta! Va bene? Ok. Non è cosa vera. Scrivitela un po'. A posto. Siete cavolazzi che pulino. La moglie la fa concetta, è incinta di 7 mesi. Quando? Incinta prima 7 mesi. Quasi. Ma che amore io capo quanto Che ci possiamo mettere? Che saccio? Bambino, lei un cuscino. Il bacio. Un cuscino, un pallone, lo vedevo, ma così. Ma vedevo. Allora, facete due controllare il discorso. Bene tutti Tania, tu Megge, visto che sei brava come tua madre, tu fai l'ex innamorato del tuo cugino. Ogni tanto viene qui da Miss Bertola 2013, tua madre, e fate di confusione, così le frate se ne va bene? Ora, su mia figlia stiamo tutto nella lavaglia per partire, no? E quindi facevo la Bosacchinara Junior, Anna e Camilla fanno le pazienti di mio figlio. Va bene? Non mi saluto? E io cosa fare? La monnizza. Comunque, visto che avevo le fotografie insieme ormai a 20 anni che avevo le stesse fotografie, continuo a fare le mogliere. Ma da vestire a già? Io ancora mi chiedo perché tu vuole basta. Io ancora mi chiedo che ti stai alla mattina e ti faccio la giornata. Ci sono domande? Io, zio. Ma che ti può essere sulla loggia? Allora, aspetta, ti spiego. Me frate Calogero è un tipo abbastanza camoglioso, ma camoglioso sempre. Pensate che appena c'ha seccadinto si mette subito a fianco. Come Paolina, no? Appena metti per il cadinto a chiangere, come fate vedere? Quindi tutti i tipi vestiti in cadinza hanno a chiangere a questo io. pure io! Tu prima di tutto a chiangere! Ah, Berlino.
Chi è Orazio? Ma quanto tempo piange di solito? Spingere con Orazio che non ti sento! Quanto tempo piange di solito? Ma chi sto venendo tu non preciso? Non me l'ha premuto! La servitù! Ma sono che tu sei sempre tu allora, ti sei suonato. Orazio, non ci metto un cronometro quando piange, capisci? Quindi non lo faccio, 10-15 minuti in base alla situazione. E così facciamo un lago. E facciamo un lago per la mia, che ce lo fare. Ora, altre domande? No. Chi buono? Faremo di tutto per aiutare Roberto, tanto prima di Carla le case di Guardacchione. Ma insomma, perché non lo si scorda? Comunque, c'è dire pure che è sofferente. Sì. Perché ama fare macello, ma sempre nel limite che chi mischino ci piglia la gemarella. Confusione nel limite. Va bene, ma non mi Sì, ora scusate, un biglietto a mano, un biglietto in passato, ma mi veglietare fuori. Vabbè, stai cavolo. Prima vedere la cosa io. La negozia. Bene qua. Io ovviamente nel tuo momento t'ho pigliata a parole, perché me la stanno a mia figlia e devo fare la parte della madre arrabbiata, ma tu non ti preoccupare a pensare solo che ti sta facendo un dottore! Se posso dire, Ada? Aspetta, stai parlando. Sì, ma io come cucino una parte del genere, come la faccio? Se pigliassi un tomate, capito che può fare la qualsiasi. Apri la cognata mattina, vaga la porta da forza. Vabbè, non ti preoccupare, la farò. Bravissimo, vai. Arrivederci. Ciao, Anzi, vedi che sta dietro? Sì. Ciao, bella. Grazie, certe volte i vicini di casa sono pieni delle pareti. Questo è vero, bella, ma di Dio hai potuto sempre puntare il 9 su fuoco. Ciao. Ciao, Gigi, ciao. Mi raccomando, Comunque, di tutto si serve più che altro. Non attaccare le scarpe, vero? Me le vuoi attaccare tu? No. Ciao, Ciao. Pubblicità. Vai, attaccato ora. Ciao, Roberto! Solo parola. Finiscila. Senti, mi non vuoi parlare di pressione, te la attacco io. Vabbè, ora sei contenta, guarda che decidi se chi te a spettoliare la fare cose. A chi si sopravvome? È una vergogna questa casa, Carina! Torniamocene subito! Per favore, una vergogna per giunta alla servitù! Incompetenti! Andiamo, Camilla! Signora Anna, è mio veramente. È stato un piacere averla qui. Arrivederci. Camilla! Su, Camilla, andiamo! Chi lo signorozzo non la mandasse buona? Perché la madonnuzza ci potesse mettere pure io la buona parola. Ma di chi, papà? Papà, io non mi ho mancato tutto su teatrino, papà. Sì, Roberto è necessario verificarsi. Ma poi io dico sogno cosa di fare un dottore? Metti che a chi sto ci metti alla gola, io che c'è a dire? La benedizione ci posso fare. Ma scusa Tommaso, se ci fa male la gola, ce la congiorni e ci dici zio, una, la ringo, trachente. Mia, troppo lunga, puzzano. È le cose professionali. Roba di professionale. Vabbè, dici che la tutta bene.